Buonasera, buonasera, buonasera. Che piacere essere qui, che piacere. Non vi vedo, però so che ci siete, sento l'applauso, sento il pathos. Che dire, una serata importante, una serata per celebrare gli allievi di questa scuola straordinaria, perché al suo interno ha dei professori, dei docenti bravissimi, Eureka, che tra l'altro leggo qua festeggia 25 anni, che opera nel territorio con l'intento di trasmettere la passione per la musica a ragazzi adulti di tutte le età. Che dire, questa sera vedremo esibirsi appunto gli allievi. Hai visto mai che all'interno di questa scuola ci sia un futuro Jimi Hendrix? Ci sia un futuro Bocelli? Poi tra l'altro ho visto che ci sono persone come me, un po' âgé, e volevo sottolineare che la musica è un grande antidoto per l'età, cioè uno se suona non diventa vecchio, perché poi dopo ti confronti con ragazzi più giovani, ti confronti con altre realtà, quindi la musica rende giovane. E quindi non è che dietro a questo palco ci siano anche i futuri Mick Jagger, che più o meno sono vecchi come noi. Detto questo, facciamo un applauso al primo gruppo che si esibisce, che adesso lo chiamo alla chitarra Emma Sivieri ed Angelo Bellà. Buonasera. Poi dopo Gianni Tofanelli. Il futuro Mick Jagger. Ciao. No, quando dicevo che la musica accomuna è intergenerazionale, suonare con dei giovani. Quanti anni hai tu? 16 anni, lui ne ha un po' di più. Te lo chiedo, quanti ne hai? 16 anche tu, quindi intergenerazionale. E poi dopo la batteria Riccardo Paganini. Dov'è Riccardo? Quanti anni Riccardo? 12. Allora, l'età, se non ci fosse lui, sarebbe una media di 14 anni. Arriva Gianni, scusa Gianni. Allora, la prima canzone, che si chiama Moonlight Shadow, che è di Mike Oldfield, eccetera, 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 tra l'altro questa serata ha un focus importante perché è dedicata agli anni '80. Non vi vedo, però sentiamo l'applauso di chi gli anni '80 li ha vissuti. E quindi, per la prima canzone Moonlight Shadow c'è la bravissima Michela Brugnoli, che è accompagnata al violino da Anastasia Frankevich, detto bene? Frankevich, vabbè. Il palco è vostro, se siete pronti io vi dilevo. Ci siamo, Michele, tutto a posto? Anastasia, tutto a posto? Quasi? Quindi cominciamo veramente col voto, una canzone abbastanza difficile. Michela è una veterana del palco, però come sempre ero dietro le quinte e mi ha detto avevo paura. Ci siamo quasi. Ringraziamo Enrico per la comparsata. Ci siamo con Moonlight Shadow, questo bellissimo e straordinario ensemble. Prego. Oh,
canzone del 1982, Vasco Rossi, la canzone da brividi ogni volta. E sempre con questo gruppo straordinario. Ma che bravi, cominciato col botto. Complimenti donna Michela. Cambio guardia. E allora adesso con un'altra canzone del 1983. Era l'anno del 1983, Gianni ce l'ha già, anch'io Gianni, ai noi. È Amore disperato di Nada e canta come solo lei sa fare. Matilda Ballorin. Buonasera Matilda. Già pronta? Quanto brava sei? Prego signori. Sta chiedendo cose che noi non sapremo mai. Sei a posto Gianni? Matilda sei pronta? Are you ready? Boom.
punto di vista. Sperata all'offerta, ogni sera saltavano blu. Una notte da lui stava piangendo, quella notte il telefono squillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno shock. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Lei stasera prende il figlio assieme e tira, scoprirà l'amore, sperato. Brava Matilda, complimenti, stai qua? Perché adesso possiamo fare un applauso alla sezione ritmica con Gianni Tofanelli e Riccardo Pagani, alle chitarre Emma Siglieri e Angel Bellò, e al canto Matilda Ballerini insieme anche a Michela Bollò. Tutto a posto, meno di uno, prego, grazie. Bravi, 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 bravi. Cambio guardia, adesso chiamiamo alla chitarra Giovanni Pregnolato e Luca Caffi, e qua siamo sull'old station e l'old fashion. Naturalmente poteva mancare Gianni. E alla batteria, no, al basso Gianni Tofanelli, alla batteria Paolo Nicolasi, un altro giovane esordiente. Paolo mi ha confessato che gli AC/DC sono morbidi, per lui sono morbidi, quindi è molto più hard rock di quanto pensassi. Allora, con Losing My Religion, che è un dei Rema del 1989, chiamiamo sul palco Luca Pastorello. Lucia, ma per gli amici Luca. Sorry. E naturalmente al violino Anastasia Frankiewicz. Siete pronti? Voi siete nati pronti? Più o meno. E poi tra l'altro abbiamo una guest star che non lo sapevo, Alessio Trappella. Un nome, una garanzia. Si sente Lucia o Luca? Vabbè. Prego.
dream, just a dream, just a dream. Bravi, complimenti Lucia. Complimenti. Una canzone di Cyndi Lauper del 1986, True Color, e canta Alessandra Mantovan. Buonasera Alessandra, ho detto giusto il nome? Mantovan. Allora stavolta me l'ha scritto male, eh? Non è colpa mia, perché poi sempre addosso il presentatore. Prego. Facciamo l'applauso alla band. You with the sad eyes,
Brava Alessandra, prendi un applauso appuntamento. Alessandra Mantovan. Grazie Alessandra. Aspetta che facciamo fare l'applauso alla band. Allora, ritmica Gianni Tofanelli e Paolo Nicolasi, e alle chitarre Giovanni Prenevato e Luca Caffi. Luca già scomparso. Complimenti. Ciao. Io però volevo fare l'applauso a Anastasia. Dov'è Anastasia? Dov'è? Quanto brava è? Quanto brava è? Grazie. Continuiamo. Se riesco a trovare il foglio ce l'ho. Allora, chi c'entra? Ma chi c'entra? Allora, alla chitarra Matteo Passarella, Alessio Conventi, solo su questa prima canzone, Biagio Modena al basso e Michele Baldassin alla batteria. Allora, una canzone di Bon Jovi del 1986. Bon Jovi è l'unica persona che conosco che può cantare. Lui c'ha una voce con 4 miliardi di decibel. Quindi, con You Give Love a Bad Name canta Alessio Tropella. Shot to the heart, and you're to blame that you give love a bad name. Swore to say you promised me heaven, you put me trigger. Change your flow, got a hold on me. You present and reason you can't break free. Oh, you're whoa, there's no one to lie, no one can save me. The devil she's tired, shut to the heart. Hey, you're too late. You give love.
Caspita che tiro! Caspita che tiro! Bravi ragazzi! Tiro loro! Ma quanto bello sono! E quindi adesso vi dobbiamo stupire con un'altra cosa, effetto speciale, perché abbiamo Adesso tu di Eros Ramazzotti del 1986 e canta Manuel Domenech. E cambiamo alla chitarra, salutiamo Alessio Conventi Alza la voce un po' più, per favore. ed è Antonio Roman alla chitarra, un'altra eccellenza della scuola Eureka. Ho appena detto che è un'eccellenza, qualcuno sta cercando la nota, ci sei Antonio? Comunque, base ritmica, tosta, Quanti anni hai tu? 15? L'applauso. Ma sei insegnato? Troppo comodo! Ci siete? Una canzone di Eros Ramazzotti del 1986 e solo Manuel Domenech può interpretarla in questa maniera, con Adesso tu, Manuel Domenech. Tutto giusto? Giustissimo. Perfetto. Bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va lì a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi da nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più. E ho imparato sempre più soli a questa età, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai, e ci sei adesso tu. Pensieri miei, la parte interna delle spiriti tu sarai, la volontà
passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso tu. Grazie. Bravo Manuel! Bravo Manuel! E naturalmente bravo anche D'Alessio. Complimenti. L'applauso alla band, quindi sezione ritmica Biagio Modena al basso e Michele Baldassino alla batteria, che sono già scomparsi, alla chitarra Matteo Passarella, prima c'era Alessio Commenti e in questa ultima canzone Antonio Roman. Cambio gruppo, perché la serata è pregna, piena di sorprese, piena di ospiti, eccetera, 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 eccetera. Quindi chiamiamo sul palco alle chitarre Marco Crocco e Alessandro Paganin, giovanissimi, ma soprattutto giovanissimo Mattia Povolenta. E già che 9 anni, ragazzi! Questa è una sorpresa come brano, perché è un brano strumentale che si chiama Just for Play, che l'ha scritto nel 1986 Matteo Toso, che è un nostro amico. Dove sei Matteo? Vieni qua, vieni qua. Io lo conoscevo quando avevo 18 anni, è un po' peggiorato. Matteo è uno dei più grandi chitarristi che abbiamo in Italia, te lo giuro, tu lo sai che ci credo ed è una grande verità. Grazie. Ciao Matteo. È insegnante di eolica. Quindi con Mattia Povolenta alla batteria, Just for Play, un brano strumentale del 1986. Are you ready? Siete pronti? Crocco, avete a posto? Vai! Matteo, vieni qua Matteo. Mattia, vieni qua Mattia, scappa, vieni qua Mattia numero 1. Ma che caspita, allora vieni qua, io volevo far fare l'applauso. No, perché è entrato, c'aveva le bacchette, io faccio il batterista, si vede. Quindi rimane la band e ho perso. Cambia il batterista che c'è Iris Zanforlin. Iris, alzati in piedi, facciamo un applauso a Iris. Canta Christian Marangon, un altro giovanissimo, un brano del mitico Vasco Rossi 1983, Bollicine.
sì, anche se sappiamo. alle chitarre Marco Crocco e Alessandro Pananin, sezione ritmica, basso, Biagio Modena e questa volta Iris Zamponi. Complimenti, brava!
E accanto Cristian Marangoni. Altro gruppo, grande Cristian. C'è, l'uomo c'è. Altro gruppo, alle chitarre Mariano Sega e Giovanni Pregnolato. Buonasera, buonasera. Al basso Silvia Pavanati. E alla batteria un altro mito, uno dei più bravi batteristi che conosco, Enea Passarella. Ciao Enea. Enea non l'avevo riconosciuto perché fino a poco tempo fa avevo i capelli fino qua, rasta, Infatti prima, io sono un po' anziano, l'ho salutato ma non riuscivo a capire chi era. Ed era lui. Quindi, con Still Loving You degli Scorpion, canta Simonetta Darè. Buonasera Simonetta. Non voglio cantare lì, magari questo lo lasciamo qua. C'è la sorpresa. E la sorpresa come si chiama? Aspetta che non ce l'ho. Canta Marta Mazzo. No, giuro che me l'hanno scritto così. Sono un po' ciccato. Va bene, con Still Loving You. Prego. Time to win back your love again, I will be there. I will be there. Love on love can bring back your love someday. I will be there.
Polmini di Blondie del 1980, gli alternate tra cori e solista. E quindi canta Marta Mazzeo e accompagna Simonetta D'Alema. Accanto Simonetta D'Alema e Marta Mazzeo, complimenti ragazze. Alla batteria c'era Enea Passarella che è l'insegnante della scuola Eureka, alle chitarre Mariano Sega e Giovanni Priolato e soprattutto al basso Silvia Pavanati, complimenti. Allora, se vi interessa capire cosa fa la scuola Eureka, ci sono naturalmente tutti i social, Facebook, Instagram, eccetera. La serata probabilmente, se riusciamo a metterla in onda, la vedrete poi su YouTube, su Made in Polesine, Leandro Magica, su me. E adesso andiamo avanti con il gruppo, con la chitarra Saif Gino Marangon,
e Angel Bellan. Vedo bene Angel, che ogni volta non ci prendo col tuo nome e mi scuso. Al basso Biagio Modena e alla batteria Sam Motta. Ciao Sam. Quanti anni? Quanti anni? 16? Oh, ma 16 anni suonano come Tullio d'Episcopo qua. Quindi chiamiamo al canto Michele Bertucci, non è lui, è Enrico, che canta la canzone di Maya Adams del 1984, Heaven. Michele, sei a posto? Tutto a posto? Tutto sotto controllo? Monti, sì. Ok. Buonasera a tutti. About younger days, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before. That's over now. You keep me coming back for more. I walk when you're riding in my arms. I'm to believe we're never. There's only no one that I need, and I'm fine there in your heart. Giving you heart to see we're never.
Amico Michele, ciao. Allora adesso è il momento di una canzone snobbata in Italia, però se tu vai all'estero è una delle canzoni iconiche del nostro paese. La canta Giordano Mancin e del 1983, l'ha scritta il compianto Toto Cutugno e si chiama L'Italiano. Vieni Giordano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella palestra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America si manifesti, con le canzoni con amore, con cuore, con più donne sempre meno sole. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Un'Italia che non si spaventa, una crema di barba alla menta, con un vestito fissato su blu e la viola la domenica in TV. Buongiorno Italia, quel caffè ristretto, le teste nuove del primo passetto, con una bandiera di tintoria, una leggenda giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Bravo Giordano, bravo. Allora, hanno cantato Giordano Mancini e Michele Verducci. Resta qua tranquillo qua. L'applauso si deve prendere. Sta qua. Poi invece la batteria, Sara
Biagio Modena, alla chitarra Saif Gino Marangon e Angel Bellan. Bravi. Qualche problema tecnico lo stiamo risolvendo, Matteo? Tutto ok. Allora, se intanto il maestro del pianoforte vuol venire a sistemare le cose, perché abbiamo 2 secondi per sistemare un po' di robe, che dire? No, siamo velocissimi. Quindi, alla chitarra adesso si esibiranno per voi Emma Sivieri e Matteo Toso, niente po' di meno. Al basso Simone Scarpa. Al pianoforte Riccardo Fini e alla batteria Alberto Pozzato. Con Every Breath You Take dei Police del 1983, Lucia Pastorello. Questa volta ci ho preso il nome. Aspettiamo che tutto sia sotto controllo. Il tastierista ok? La batterista ci sta lavorando su. Poi tra l'altro c'è anche allora Lucia, se non ha il corista non parte da casa, delle Orme, no, perché lui è il frontman delle Orme, o era, non lo so, c'è sempre era, ma anche dei New Trolls. So che lo sapete, però facciamo un applauso. Allora, staci dietro al giovane, il giovane non so se ce la fa. Matteo è stato un turnista importante con Alex, eccetera, ed è di una modestia, e siccome lo conosco bene, lui poi si imbarazza su queste cose qua. Siete quasi pronti? Gli piantiamo un applauso a tutta la scuola elettrica e a questi professionisti che hanno fatto di una passione un lavoro, ma lo fanno con una passione a sua volta che è encomiabile. Grandi. E quindi Lucia, dopo che ho parlato, tocca a te.
Lucia rimani lì perché adesso andiamo sull'italiano, andiamo su... Ta-da-da. Ci siamo. A questo punto o fai la canzone ultra rock e quindi con Non voglio mica la luna di Fiordaliso del 1986 canta ancora una volta con la sua voce inconfondibile, con la sua bravura e la sua presenza scenica, Lucia.
sia. E adesso con Comfortably Numb dei Pink Floyd, niente po' di meno, del 1980, la band è a posto, canta per voi e con noi Alessio Flabella. Your lips go, but I
al pianoforte Riccardo Fini, al basso Simone Scarpa, alla batteria Alberto Pozzato, alla chitarra Matteo Toso, ma soprattutto, allora prima di presentarla, l'abbiamo detto, l'importanza di questa scuola è la passione che ci mettono gli insegnanti. Io non so se voi l'avete visto, però Matteo guardava, si chiama Emma, guardava Emma. Sai quando sei preoccupato che hai tuo figlio magari che sta facendo la prova della vita, e quindi ad Emma, loro sono stati bravissimi, però ad Emma, una sola così dei Pink Floyd, si merita un altro applauso, ragazzi. Un peccato non avere una telecamera con uno zoom per far vedere la faccia di Matteo come guardava Emma. Al posto, naturalmente, un applauso ai due cantanti, a Lucia Pastorello e naturalmente Alessio Trapella. Qua siamo all'università. Quindi, ragazzi, il tempo vola. Siete stanchi? No, non siete stanchi, perché poi abbiamo picchiato duro, quindi sarebbe praticamente quasi gli ultimi due brani che sentiremo su questo palco, ma poi dopo ci sono delle sorprese, un sacco di cose da vedere e da sapere. Di solito ci si dimentica di chi fa il service, e siccome Andrea Smiderle, che oltre ad essere un bravissimo fonico tecnico è anche un bravissimo musicista, a lui facciamo naturalmente un applauso. Ad Andrea Smiderle, se lo vedete in giro, è uno veramente bravo che sa comandare i vari cursori, eccetera. E poi vi chiedo un piacere personale, visto che con Andrea molto spesso c'è un grande amico che lo aiuta, che gli dà una mano, e in questo momento ha bisogno veramente del vostro sostegno. Io voglio un applauso grande al mio amico Alfredo Milan, perché se lo merita, è un momento particolare. Io spero che questo applauso lo faccia scuotere, che lui è un grande combattente, un leone, e sicuramente l'applauso gli fa bene. Grande Alfredo. Detto questo, cambio foglio, no, è giusto. Alla chitarra Matteo Passarella, alla chitarra Alessio Conventi, al basso Biagio Modena e alla batteria Fabrizio San Giorgi, con Heart of Glass di Blondie del 1980. Anche qua voglio un applauso straordinario per Valentina Caffi.
Brava Valentina. Brava Valentina, complimenti. Tutto finito? Vieni papà. Famiglia di artisti loro, troppo comodo. La band rimane con Rag Doll di Aerosmith del 1987. Canta per noi e per con noi Greta Baratella. Ciao Greta, sorpreso.
Allora, fermi che vi presentiamo allora alla chitarra Matteo Passarella e Alessio Conventi, al basso Biagio Modena e alla batteria Fabrizio San Giorgi. Complimenti! Che dire? Le esibizioni sono finite, avete visto talenti, ragazzi che si impegnano molto, abbiamo detto la trasversalità della musica, abbiamo visto suonare adulti, giovani, giovanissimi, bambini, quindi la musica è un comune denominatore che ci fa bene al cuore. Per far tutto questo, per portare sul palco tanti ragazzi, tanti talenti, ma anche tante persone appassionate, c'è bisogno di un gruppo docente importante. E quindi io vorrei fare l'applauso ai docenti della scuola Eureka, quelli che sono presenti, che magari se vogliono venire qua sopra ti stanno andando a chiamare, e quindi, siccome non sono ancora qua, applauso. Venite, stanno arrivando? E quindi, insegnanti di chitarra, Simone Ferro, Matteo Toso, Antonio Roman e Michele Babuiani, nonché Nicola Fonsato. Ci siete? Eccoli, un applauso. Al canto Boris Pacci, Alessio Trapella. Al pianoforte Davide Gaiga. Al violino Gildo Turolla e Stefano Bellettato. Al basso Alessio Trapella, Biagio Modena. Alla batteria Enea Passarella, Enrico Sbiderle. Alla tromba, non so se mi vedo sopra, c'è Andrea, nonché fonico Andrea Sbiderle. Mancano perché per altri impegni Alice Beltrame, Alessia Concon, Alessandro Tancini e Francesca Ferro per il pianoforte e provvedente musicale e arpa Chiara Di Corato. Che dire, ragazzi, loro meritano veramente un applauso. Per loro è una professione, ma io sono convinto di interpretare voi genitori, voi che li avete conosciuti, e quindi i ragazzi che vanno a scuola con loro, la loro è una passione. La musica, ragazzi, è passione, è sacrificio, è impegno, ma soprattutto è divertimento. Grazie a voi. No, perché, vi spiego un attimo, mi ha chiamato ieri, se non mi chiamava mi veniva un magone. Mi ha chiamato, quindi se ho sbagliato qualche nome, cognome, pronuncia, sono giustificato, sono anche più vecchio qua, quindi. Detto questo, abbiamo finito. Allora, no. Ah no? No, allora, vi spieghiamo un altro artefatto. Siccome quando vengo mi fanno suonare, mi danno i miei 5 minuti di notorietà. Se vi fa piacere, faccio anche io qualcosa con loro. Vabbè. Allora, è veramente un piacere. Di solito quando finiamo queste cose qua io dico sempre, essendo un pubblico straordinario, cioè, diteci dove siete domani sera che vi veniamo a vedere. E questa qua è sottile, però ci arriva dopo un po'. No? No, si basta blues. Allora, i musicisti no, chi ci sono? Ma c'è anche il giovane Matteo Passarella che voleva fare un blues. Vieni Matteo, come viene, perché poi io sono molto arrugginito, ogni volta lo dico ma sono veramente arrugginito. Anche ma sì, ma veramente è un fuori programma questo qua, quindi vogliateci bene. Poi abbiamo fatto presto, che ore sono adesso?
Le 11, di solito finiamo alle 1, 1:30, quindi è andata bene. Però veramente dietro qua a questo dei camerini forse c'è un nuovo Jimi Hendrix, forse c'è un grande cantante, un Pavarotti. Voi non sappiamo un ragazzino di 8 anni, 9 anni cosa può diventare. Se noi disponiamo, voi genitori ma anche gli insegnanti, a diventare grandi, a dargli fiducia, veramente potrebbe solo succedere che fra 20 anni avremo uno straordinario musicista che è in tutto il mondo. Questo ce l'auguriamo e naturalmente che qua, so che sto abusando, però facciamo un applauso a tutti questi ragazzi, questi giovani che... I soldi, guarda che ce l'ho. Ce l'ho. Chiedo il fonico, adopero questo? Adopero quello? Yeah, abbassa però.
miei. E con questa buonanotte. Ciao, ci vediamo.